le controronde sono sparite tutte. E quindi vuol dire che tutti quei bei propositi che si vedevano in quei giorni, no? Faremo noi le ronde rosse, le ronde arancioni, le ronde verdi, le ronde azzurre, sono sparite tutte. Ci sono ancora quelle della Lega, prendiamone atto che siamo stati coerenti fino in fondo. Non ce ne sono tante, ma ovvio, c'è un motivo. Abbiamo un grande ministro degli interni, non abbiamo bisogno di avere presenza totale di ronde, però direi che noi abbiamo mutuato un modello che è totalmente legale, ricordiamolo. Il Ministro degli Interni con il suo disegno di legge poi approvato, diventato legge, ha voluto anche riconoscere e codificare, che è quello del neighbor watching, no? Del controllo del vicino che fanno gli anglosassoni, in Gran Bretagna c'è una rete, no? Che tu non tiri giù la tappara di casa e dici tutto quello che succede fuori sono affari degli altri, ma c'è una rete di informazioni e direi che a me piace pensare di avere, che so, a Refrontolo, vicino a casa mia, magari una macchinetta che passa di notte e butta un occhio, magari ovviamente in collaborazione con le forze dell'ordine, ovviamente magari in collaborazione con la vigilanza notturna, insomma, che ci sia una rete. Cioè, siamo una comunità, perché non ci deve essere una rete? Perché allora questo è quello che abbiamo voluto fare. Non sono armati, non fanno arresti, non fanno fermi, non fanno identificazioni, non fanno inseguimenti. Cioè, ma cosa fanno di male questi ragazzi? Fanno volontariato, che è un grande valore per il Veneto. Una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato e lasciamoglielo fare questo volontariato. Cioè, io non ci vedo nulla di male, anzi io li ringrazio tutti questi volontari che si sono messi a disposizione. E ben venga questa iniziativa. Vede, io ho incontrato il sindaco di Assisi, l'ho incontrato 2 o 3 volte e forse non tutti sanno che Assisi è stata la prima città ad avere le ronde una decina d'anni fa. Ma se voi andate ad Assisi, diciamolo, la patria di San Francesco, e sono tutti lì, si prega dalla sera alla mattina, ad Assisi c'è la camionetta delle ronde, hanno la loro divisa, sono identificabili e da sempre ad Assisi c'è la ronda che gira. Non lo sapevo. Nessuno lo sa, loro sono 10 anni e c'è stato qualche servizio a livello nazionale 10 anni fa, loro infatti il sindaco dice ma non è una roba normale, il sindaco non è leghista, è del centrodestra, però dice noi qui siamo. Infatti quando va il ministro ad Assisi ci sono tutte le forze di polizia e poi il gruppetto dei ragazzi delle ronde, che sono una decina di ragazzi e poi Assisi non è grandissima, che ti ricevono e ti salutano.